Dal microsistema siamo arrivati a scoprirne un macrosistema, che era quello che portava, voglio dire, a una cosa inconsueta e insolita, quella del pagamento in contanti ai fornitori, che è espressamente vietato per legge, perché anche se la pubblica servizio è una SpA, non dobbiamo dimenticare che amministra denaro pubblico, pubbliche risorse che vengono dall'ente provincia. Mentre questi dipendenti cosa facevano? Andavano presso gli sportelli bancomat, prelevavano le cifre in contanti per poi pagare gli stessi fornitori, cosa che non si può assolutamente fare. Tra l'altro abbiamo anche accertato nel corso di questi primi giorni di indagini che uno di questi aveva pagato un fornitore a 940 euro al giorno per fatture progressive dal 2001, dal 1200, dalla fattura 1201 alla fattura 1210, e messe un giorno dopo l'altro per una cifra che si aggira circa oltre 9.000 euro. Il che ci pare insolito anche questo come procedura. Da qui si è acceso un campanello d'allarme e adesso stiamo indagando su tutto ciò che è stato.